Alessandro Masala, centrocampista della Torres, domani è una partita importantissima contro il Castiadas, come l'avete preparata? Abbiamo preparato nel migliore dei modi, queste 2 settimane di riposo tra virgolette abbiamo lavorato tanto, abbiamo preparato la partita appunto nel migliore dei modi in ogni aspetto per cercare di portarla a casa e cercheremo fino alla fine. Mancano poche partite alla fine, quindi bisogna dare tutto in questo rush finale. Certo, bisogna dare tutto e queste ultime 6 partite per noi sono fondamentali per il nostro percorso. Ci siamo prefissati un obiettivo e dovremo raggiungerlo a tutti i costi. Siamo pronti contro tutti, ogni avversario che avremo davanti dovremo sempre cercare di portare a casa i 3 punti che per noi sono fondamentali partendo da domenica appunto. La tua stagione fin qui sei un punto di riferimento di questa Torres, di questo centrocampo, come ti sei trovato? Sin dall'inizio mi sono trovato benissimo, i miei compagni mi hanno accolto nei migliori dei modi, mi sono sempre fatto trovare pronto, ho sempre cercato di farmi trovare pronto. Sì, i compagni sono tutti veramente in gamba e mi aiutano tantissimo, partendo dai compagni di reparto che possono essere del centrocampo, dalla difesa, dall'attacco. Siamo veramente una squadra unita e dovremo esserlo fino alla fine per raggiungere gli obiettivi. Sembra che ci siano state delle belle dinamiche lì in mezzo al campo e la squadra ha girato bene per gran parte della stagione. Penso alla fine se ogni persona dà il massimo i risultati arrivano. E quest'anno lo stiamo facendo nonostante tutto quello che è successo all'inizio, siamo stati sempre uniti e dobbiamo esserlo a fine stagione perché poi alla fine guarderemo in faccia la realtà e vedremo che risultati abbiamo ottenuto, però l'importante è sempre dare il massimo, dando il massimo si ottengono i risultati.